se ne parla come, sì, abbiamo detto finora quello che dovremmo fare, quello che dovrebbe essere, ma in Sardegna c'è veramente questa identità sarda? Esiste? Io ne vedo poche in giro, ci sono tante parole, però infatti i sardi sono poco sardi. Scusate la mia voce influenzata e un po' febbricitante, ma mi interessava essere presente a questo dialogo, un dialogo a cui io do molta importanza perché siete voi giovani gli attori e quindi è un dialogo che ha una prospettiva, cioè che non si chiude nello spazio di un paio d'ore di oggi. C'è oggi una tradizione, c'è una coscienza di sardità. Guardate, c'è una forte coscienza di sardità in Sardegna a livello psicologico emotivo. Quando vi si accusa di qualcosa, mi è capitato parlando con studenti di tanti licei e istituti in Sardegna, alla mia accusa provocatoria: ma tu che cos'hai di sardo? C'era una reazione immediata, anche cattiva, no? Proprio nel senso simpatico, del dire: come? Io sono sardo, ne sono orgoglioso. Cioè, perché lei accusa noi giovani di non essere sardi? Ma allora lei non ci conosce. È lì un fluire continuo di meccanismi di difesa reattivi per dire di un'appartenenza fortemente sentita dai giovani di essere sardi. Dunque noi abbiamo questa componente reattiva di tipo psicologico, di tipo emotivo, veoso sardo. Però invece ci manca l'appartenenza più vera, che è quella di una coscienza della sardità a livello costruttivo, positivo. Cioè superare quel complesso di inferiorità che ci costringe ad un'immagine negativa che noi abbiamo della Sardegna e dell'essere noi sardi. Cioè sul versante del produrre, del comunicare, sul versante della produzione, di tutto ciò che può riguardare voi giovani sotto tutti gli aspetti, ma dico anche della produzione economica, turistica, della produzione culturale. Ecco, noi non abbiamo questa appartenenza. Io mi sono convinto in questi anni di osservazione del fenomeno che, contrariamente a quanto crediamo, la Sardegna è un popolo a bassa identità e invece ci sembrava di collocarci tra i paesi a forte identità. In verità quel forte identità ci tocca solo sul versante dell'emozione, della difesa, dell'offesa, ma non ci tocca sul versante invece più sereno, più costruttivo, di un essere noi sardi e promuovere tutte le risorse economiche, sociali e culturali sarde per porci dentro una storia di produzione, di presenza positiva nella nostra storia. In questo mio libretto, in sostanza, io voglio porre sostanzialmente voglio porre questi piedi. Com'è possibile vivere positivamente la tua appartenenza locale e la tua appartenenza globale, in modo che tu non la viva in maniera dissociata, in maniera proprio tagliata, ma la viva con un tramite, con una tessitura costruttiva, in modo tale che tu sei per certi aspetti positivamente locale e sotto molti altri aspetti positivamente globale. Guardate che locale e globale non bisogna porli soltanto come termini oppositivi. Questo è il locale, questo è il globale. Questo è positivo, questo è negativo. No, dovete creare 4 diversi aspetti. Il globale potete vederlo per certi aspetti negativo, per certi aspetti positivi. Il locale allo stesso tempo potete osservarlo per certi aspetti negativi, per certi aspetti positivi. Così vi traccio una brevissima analisi di questo quartetto, diciamo, di punti interpretativi. Il locale dove può essere negativo? Può essere negativo se tu lo vivi come forma non comunicativa, come un deus sardu e mi chiudo nel mio passato, ma neppure nel mio passato, in una specie di fantasia del passato, in cui mi definisco, non voglio andare avanti, non voglio fare critica al passato e al presente, non voglio in sostanza accettare la comunicazione con ciò che mi gira attorno, con ciò che mi capita attorno, con tutto ciò che è l'accadere delle cose oggi, la forma del tempo attuale.
Allora questa scommessa passatista è perdente, non ha senso essere locale, perché quell'essere locale significa chiusura, significa che tu non vivi il tuo tempo dentro quel contesto di sentimenti, di affettività, di ragioni, di pensieri che sono il tuo presente, come essere situato nella storia tua oggi. Quindi io non credo in questo ritorno al passato, in questa fantasia che noi dobbiamo tornare al passato per ritrovare nel nostro passato come il conforto di origini salvifiche. Le cose salvifiche si giocano sul presente, si giocano sulla tua azione, sulla tua intelligenza, sul tuo lavoro, oggi. Non esiste un passato in cui tu torni per rigenerarti. Ciò non vuol dire che non c'è una tradizione positiva che ti aiuta, ti dà quel contesto per poterti situare, per avere un'identità, certo, ma non esiste come forma regressiva di un tornare al passato, perché quello in sostanza è un rifiuto del presente e della prospettiva immediata del futuro. Quindi vedete come il locale può configurarsi anche come atteggiamento non positivo, come atteggiamento regressivo. Invece il passato è positivo se costituisce l'ossatura, la struttura portante del tuo presente oggi. Tu da dove vieni? Io vorrei chiedere a un unico, da dove vieni? I tuoi 18 anni, i tuoi 20 anni, da dove vengono? Il cemento ideale tuo, lo definisci? Chi l'ha costruito? Chi l'ha formato? Se ti sforzi di dargli una qualche classificazione, così parziale, anche indefinita, c'ha una provenienza e un suo costituirsi. Dove? In loco, in luogo. Il tuo corpo è totalmente locale. Non c'è barba di globalismo che ti possa spostare. Il linguaggio del corpo tuo è locale, è cagliaritano, è di un rione specifico, è di Assemini, è di Quarto, è di Arezzo. Cioè, voglio dire, non dovete sottovalutare il fatto che il vostro corpo è locale, quindi tutta la vostra percezione, il vostro modo di comunicare col corpo, che è fondamentale, che viene sottovalutato, perché soprattutto il corpo mi interessa, come linguaggio comunicante. Il tuo corpo è locale, tu non te ne accorgi, ma tutto il processo di percezione, di immaginario, di forme simboliche, che costituisce la tua età di giovane, è tutta dentro un luogo. Ora tu non puoi affrontare l'universo globale se non c'è questo ubiquum system, no? Questo tuo essere situato in un luogo, formato da un luogo dentro un contesto storico e antropologico che è locale. Se no tu con chi comunichi? Tu dici voglio comunicare col mondo, col mio coetaneo londinese e di Los Angeles, vero? Ma tu chi sei? Hai qualcosa da comunicare? Tu quando comunichi sei uno degli attori della comunicazione? O sei nel vuoto vago di un globalismo assolutamente superficiale e verniciato, ma in realtà tu non hai nulla da dire al tuo amico londinese, tu non hai nulla da dire al tuo amico statunitense. Perché? Perché tu non hai maturato una coscienza di una tua appartenenza, di una tua caratterizzazione di identità locale. Tu sei in una trappola di proiezione immaginifica di un globalismo assolutamente vago, vuoto. Lo stesso londinese, lo stesso coetaneo di Los Angeles non ti accetteranno questo, perché lo vedranno come globalismo che tu vivi in serie B e serie C. Lui almeno lo vive in serie A, lo vive cioè a livelli alti, produttivi, di chi ha la marcia in più e di chi sta producendo la storia. Tu invece lo vivi come globalismo di periferia, di bassa lega. Quindi vedete quanto è importante che si abbia questa coscienza dell'essere sardo, ma non come forma chiusa, come spesso viene intesa dagli studenti e dai ragazzi. Spesso questa appartenenza sarda Quindi vedete quanto è importante che si abbia questa coscienza dell'essere sardo, ma non come forma chiusa, come spesso viene intesa dagli studenti e dai ragazzi. Spesso questa appartenenza sarda, se voi notate bene, dentro di voi anche inconsciamente, è vissuto come un'esperienza negativa, come un'esperienza quasi umiliante, da complesso di inferibilità. Se invece si riuscisse ad aprire il vostro discorso, la vostra tensione comunicativa,
verso una coscienza che l'essere sardi a livelli di conquista tua personale, cioè a livelli di una tua coscienza da conquistare, nota bene, perché non è che viene così da dove dovrebbe venire, tu te la devi conquistare questa coscienza. Ricordate che l'identità vostra di diciottenni e di ventenni non ve la regala nessuno. La storia e la cultura sarda vi dà, come dire, le condizioni oggettive, ma poi la conquista di identità è una scommessa tua personale. Ricordati che l'identità non si eredita, l'eredità si conquista dentro un campo di genealogia, di tradizioni, di costumanze, di riti, come ascoltavamo, di tutto ciò che può essere storia e antropologia della Sardegna. Però poi il vero gioco, l'innesto di questo circuito comunicativo, lo puoi operare solo tu e nessuno te lo può regalare. Questo per quanto riguarda i locali e il locale. Il globale, allo stesso modo, ha due valenze, una positiva, una negativa. Dov'è la negativa? Quella che a me pare, perché guardate che sono opinioni e possono essere sostenute altre opinioni che non sono queste del mio libretto, e io stesso su qualche punto ho drammatizzato troppo per ragioni comunicative, ma forse bisognerebbe arricchire, cosa che io non potevo fare in un tascabile di 120 paginette. A me pare che è negativo questo fatto, che è nella mia esperienza lombarda di insegnante, di 17 anni di insegnante in Lombardia, e ho avuto quindi studenti e studenti di vari di Como, di Varese, di Milano. Io vi dico che proprio i lombardi vivono meno drammaticamente questo tuffo in un globalismo vacuo, perché c'è un contesto economico, sociale arricchito, mentre noi lo viviamo solo nell'immaginario. Cioè il ragazzo sardo appartiene al globale perché è consumatore soprattutto, cioè perché è preso nel circuito della pubblicità e della moda e dell'essere in, e quindi è globale nel senso che acquista oggetti, ma non è globale nel senso che produce qualcosa. Ora io ti riconosco questa appartenenza al globale solo come consumatori, perché sei dentro l'ordine pubblicitario e dentro la merceologia consumistica dell'oggetto segno, del supermarket, della vetrina, e quindi sei dentro un circuito capitalistico che ti sfrutta con la sua economia e cultura e verso cui tu non hai filtri per poter appunto difenderti. Allora il globale è negativo laddove questo globale non ti arricchisce, non ti porta ad una autoanalisi, non ti pone nella dimensione del dubbio, del situarti e dire un momento, io chi sono? Ma ti pone in un circuito obbligato, come in una giostra, a cui tu partecipi, ma non come partecipazione tua, ma come movimento di un asse appunto della giostra che tu non dirigi, che tu non comandi. Questa appartenenza in Sardegna spesso è totalmente atletica. A me colpì molto quando 300 ragazze di 14 anni dimostrarono Piazza del Carmine per la rottura del quartetto irlandese alla moda. Anzi, mi abbraccio chi era lì, confessate. E mi colpì come sintomo, come segno distintivo, 300-400 ragazze che fanno dimostrazione pubblica perché non sono d'accordo su che cosa? Su una componente globalizzante di scarso interesse locale, ma non perché questo non possa esistere, ma a me piacerebbe vedere queste 300 o 400 persone fare dimostrazione a Piazza del Carmine per una realtà loro, in quanto studentesse, in quanto ragazze di 14-15 anni, per chiedere i diritti che a loro non vengono concessi, per situarsi in un contesto locale, cagliaritano, storicamente definito, e in nome dei loro diritti gridare, urlare a chi di dovere, noi vogliamo questo. Quella è coscienza locale. Però stiamo attenti che il globale non è negativo per se stesso. Per esempio, non è forse positivo un globale come educazione alla libertà che viene da una coscienza mondiale? Avete visto quando voi fate sciopero e partecipate giustamente a favore di popoli repressi? Bene, tutta quella cultura globale preme a favore della libertà, di una diffusione di coscienza di libertà, di una partecipazione nostra ai dolori, ai drammi
di altri popoli. Bene, tutto questo è globale. Una concezione della natura, della minaccia dell'inquinamento, della solidarietà internazionale, tutto questo è globale. Quindi vedete, non è manichea, si dice, no, cioè locale contro globale, no, è come connettere il locale migliore, tuo, lasciando da parte il localismo negativo, e il globale migliore, quello che tu filtri, che tu fai a tua immagine e somiglianza, in un gioco di accettazione e rifiuto, di filtro. Allora tu veramente ti situi e solo allora sei davvero globale nel senso positivo, cioè allora sei davvero moderna, perché il rischio è che tu prenda i caratteri negativi del globale o i caratteri relativi del locale e mi congiungi proprio le due dimensioni negative di entrambi. Ora la scommessa per me, e questo è lo scopo proprio didattico di questo libretto, è come fare in modo che i ragazzi sardi avviino un discorso per essere autenticamente globale, cioè di comunicazione col mondo. Oggi non c'è posto per la chiusura, oggi anche se tu ti chiudi verrai attraversato da fasci informativi delle tecnologie moderne, quindi non ha neppure senso che tu ti chiuda, perché comunque sarai aperto e scoperto, tuo malgrado. Quindi non esiste la chiusura localistica, ma come fare in modo che invece questo tuo locale non sia chiusura, ma sia la consistenza materiale, materica, culturale vera della tua percezione del corpo, del tuo essere corpo situato, per comunicare davvero col globale? Se si inizia questa scommessa, c'è una coscienza, una traiettoria positiva per noi sardi, perché altrimenti in questa forma di crisi che stiamo attraversando si accumulano tutte le istanze negative, crescono tutti i caratteri negativi nostri, perché siamo presi da una situazione di disoccupazione, di non lavoro, da un abbandono di poste che chiudono, di scuole che chiudono, di uffici, di preture che chiudono, di tutto ciò che era lo Stato sta chiudendo, sta venendo meno in Sardegna. Ne c'è una sostituzione di una coscienza regionale forte nostra, per cui veramente questo discorso non è solo culturale, è profondamente sociale e, se mi permettete, è politico, nel senso della policy, cioè della comunità che partecipa, che fa società e che vive la sua esperienza storica. Non è un discorso di poco conto, e se voi ve lo ponete anche come forma di dubbio, come forma introspettiva, senza farne dei moralismi o delle piccole massime che potete accettare o non accettare, ma come apertura a e iniziare. Mi fermo qui e quindi mi fermo a un concetto generale soltanto, perché poi invece si potrebbe analizzare come allora fare questo recupero positivo, come fare in modo che ciò che del passato permane ed è oggi capace di giocare le carte buone nel presente, come rinforzarlo. E su questo